festa finita per i furbetti. Adesso, diciamo, può stare lì la lettura di quello che è successo, cioè, Ma diciamo gliela metto che... così, una vendetta. Diciamo che con la venuta della nostra amministrazione ovviamente i parametri di assegnazione delle case sono diventati molto più rigidi, molto più attenti e approfonditi, tanto che qualche furbetto ha trovato le porte chiuse e quindi evidentemente questa cosa ha disturbato, non so fino a che punto, ripeto, c'è un'indagine in corso e quindi Certo, il ovvio, rispetto nei ovvio. confronti delle forze dell'ordine che stanno lavorando e della magistratura è totale, così come la fiducia nei loro confronti, però che ci sia un presunto millantato rapporto tra dei nuclei familiari esterni alla municipalità e i dipendenti del comune, questa secondo me può essere una pista certamente E percorribile. poi ci sono le regole delle quali fino a qui abbiamo saputo, vedremo cosa succederà per quanto riguarda i congressi della Lega. Fino a questo momento abbiamo capito come ci sia l'esclusione per consiglieri regionali e assessori regionali alla possibilità appunto di candidarsi a segretario della Lega. Condivide? Ma guarda, premesso O che... è una regola ad hoc per evitare la candidatura di marcato? Non credo che si arrivi a questi livelli per far fuori gli avversari interni, perché sarebbe un peccato e soprattutto sarebbe un motivo di non crescita del nostro partito se ci sono delle persone che hanno voglia di mettersi in gioco. La seconda premessa è che io sono davvero tanto impegnato nell'organizzare la mia campagna elettorale e nel chiudere il mio mandato. Detto questo, leggo comunque che, perché io non faccio parte del direttorio regionale, Certo, nonostante sì. sia l'unico sindaco di città capoluogo del Veneto, però io non faccio parte. Dovrebbe esserci. No, ma credo che insomma una rappresentanza di un sindaco di una città capoluogo, essendo l'unico sindaco della Lega in Veneto di città capoluogo, un apporto costruttivo e positivo potrebbe portarlo, però insomma sono state fatte delle scelte diverse. Detto questo, ho letto nei giornali che comunque è stata fatta una richiesta di deroga al federale appunto per ammettere alla candidatura tutti coloro che hanno qualcosa da dare, da proporre alla base della Lega, che certamente sta cercando dei punti di riferimento importanti.